Forse ci voleva il coronavirus per mettere tutti o quasi d'accordo. Via libera il nuovo ospedale di Padova su 2 poli dalla seduta convocata a distanza del Consiglio Comunale all'accordo sottoscritto in Regione lo scorso 22 aprile. 30 i voti favorevoli, unico voto contrario, quello scontato di Daniela Ruffini, un astenuto ancora nelle fila di Coalizione Civica. Alla fine, senza scossoni, l'accordo passa. Presentato dal vice sindaco Lorenzoni, il voto di ieri sancisce l'ultimo tassello a quello che a tutti gli effetti sta per diventare un progetto concreto. Il lavoro non si è mai fermato, l'obiettivo resta ambizioso. L'opera dovrebbe essere completata entro la fine del 2027, deadline per un'opera di cui si parla da decenni in città e su cui le retromarce della politica non si contano. Unità di intenti e lavoro comune con la regia del presidente del Veneto Luca Zaia e dell'azienda ospedaliera di Padova. L'orizzonte sembra davvero vicino. 2 ospedali della città senza rinunciare al Sant'Antonio, il Policlinico Universitario nell'area destinata a diventare il cuore della ricerca clinica in sanità a Padova Est, nell'ex Giustinianeo, rispetto per la vocazione di un'area che i cittadini hanno voluto per secoli zona ospedaliera. Adesso, per il bene di tutti, l'obiettivo deve essere condiviso per fare davvero diventare il 22 aprile e l'11 maggio 2020 date storiche per la città.